Dopo la morte per vecchiaia dei muli alpini Leo lo scorso novembre e Iso di 30 anni qualche giorno fa nella stalla del proprietario Tony De Luca d'Anzano di Cappella Maggiore, tra gli sconci, ossia i conducenti dei muli alpini, cresce oltre alla tristezza per la perdita degli animali anche il timore di non poter avere più il reparto salmerie. Ad Anzano restano la mula fina di 33 anni, la più anziana del gruppo, Iroso di 31 e Laio di 30. Li ho comprati nel 1993, visto che la caserma, l'esercito aveva deciso di vendere e eliminare i muli, piuttosto che vadano alle salumerie, li ho acquistati per portarli in salvo il più possibile. Sono qui e hanno bisogno di ricambi, vediamo come succederà in futuro, cosa succederà e siamo qua. Perché sono tutti militari questi 3 muli? Questi 3 muli sono militari originali militari. I muli alpini di Tony De Luca sono gli unici ad avere sullo zoccolo anteriore sinistro marchiato a fuoco il numero di matricola. Insieme a Fina, Iroso e Laio c'è da qualche anno anche la mula Mila, che ancora non è una mula alpina, sta imparando dagli altri muli come comportarsi alle adunate. Gli alpini intanto si stanno muovendo perché il reparto salmerie continui a vivere nonostante l'età avanzata degli animali. Noi voliamo insieme con gli sconci sono quelli che seguono i muli, e insieme con il reparto salmerie, che è l'unico reparto salmerie in Italia che tengono i muli per poterli mantenere, sono d'accordo di acquistarli. Certo, acquistarli vuol dire soldi, perché i muli costano dai 3.000, in base all'età che hanno, se sono giovani dai 3 ai 5.000 euro. Allora, portandoli su, magari il quarto corpo d'armata che ci dia la possibilità di poterli marchiare, magari come amici degli alpini, continueremo questa bella cosa che ha un successo, perché poco tempo fa mi hanno telefonato, per esempio, se vanno alla Dunata nazionale, se vanno a Asti per la Dunata del primo raggruppamento, c'è gente che da distante, da via, non solo nella nostra zona che sono conosciuti, ma anche in tutta Italia.